Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Tentato omicidio a Catania, un video inchioda un giovane straniero che giorni fa ha cercato di uccidere un connazionale colpendolo con un coltello alla testa e al collo nei pressi di Corso Sicilia. Entra in bicicletta dentro il pronto soccorso e aggredisce un'infermiera. A Messina fermato un uomo per violenze sul personale sanitario, determinanti le immagini della bodycam per ricostruire i fatti. Ancora incidenti mortali sulle strade siciliane, un uomo di 72 anni perde la vita sulla statale 118 Agrigento Raffadali, era fermo con l'auto sul ciglio della strada. Sulla provinciale Noto Pachino muore una donna di 45 anni. Un mare di gas sotto le coste di Gela, miliardi di metri cubi già estratti, ma i comuni che dovrebbero beneficiarne restano a mani vuote. Il caso Argo Cassiopea si trasforma in un braccio di ferro tra governo e regione. Sul tavolo ci sono 15 milioni di euro di royalties. Crisi idrica a Ribera, oltre 500 agricoltori si sono riuniti per chiedere nuove irrigazioni di soccorso. A Caltanissetta la crociata del vescovo Mario Russotto per risolvere il problema della mancanza di acqua. A San Vitolo Capo aperta la 28ª edizione del Couscous Festival, che celebra una pietanza che da oltre 2 decenni invita al dialogo tra i popoli del mondo. 8 i paesi in gara, per la prima volta anche le Filippine. Calcio, la notte magica della Palermo in testa alla classifica di Serie B dopo la vittoria sul Bari. Per Inzaghi è importante il contributo di tutti. Bentrovati, lo avete sentito, sono state diffuse le cruente immagini dell'ultima sanguinosa lite di mercoledì mattina in pieno centro a Catania. È stato fermato un 19enne straniero per tentato omicidio aggravato. Sentiamo Desiree Ferlito. Attimi di tensione e poi la violenta colluttazione. In queste immagini diffuse dalla Polizia di Stato lo scontro tra 2 extracomunitari in via Felice Gambino, avvenuto mercoledì, dove uno dei 2 stranieri ha accoltellato ferendolo al volto il suo avversario. L'uomo, un 19enne straniero, è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio. Siamo in Corso Sicilia, a pochi passi dal luogo dell'omicidio di Alessandro Indurre, il 40enne ferito mortalmente da un extracomunitario. Il movente ipotizzato sembrerebbe il medesimo, il controllo del territorio. La violenza dello scontro sotto gli occhi dei passanti, diversi lontani pochi metri, alcuni a bordo di uno scooter non si rendono forse conto. Un'anziana proprio lì assiste inerme alla scena. Dopo l'accoltellamento il 19enne si è allontanato precipitosamente, mentre la vittima, prima di essere soccorsa, ha aggredito con un bastone la polizia locale intervenuta. L'aggressore si è poi recato in questura, affermando di essere stato lui vittima di un accoltellamento da parte di un connazionale. Versione poi smentita dalle immagini dei sistemi di sorveglianza che lo immortalano subito dopo l'aggressione mentre si disfa del coltello, gettandolo in una grata metallica. Nel suo zaino indumenti ancora sporchi di sangue. Una nuova aggressione ai sanitari. Al Policlinico di Messina, bloccata la furia distruttiva di un uomo che era entrato al pronto soccorso con una bici che poi ha lanciato contro il metronotte e poi ha ferito anche un'infermiera. Fondamentale è stato l'ausilio delle bodycam. Sentiamo Roberta Lunghi. Sono le 20:30 quando un uomo in evidente stato di agitazione, approfittando dell'apertura di una porta dedicata all'ingresso di un'ambulanza in codice rosso, si è infiltrato all'interno del pronto soccorso del Policlinico di Messina con una bici che ha poi scagliato contro gli addetti alla sicurezza. In sequenza, il racconto dell'ennesima aggressione in ospedale si snoda poi attraverso il lancio da parte dell'uomo di un'asta reggiflebo contro uno dei monitor che misurava i parametri dei pazienti, fino poi a colpire un'infermiera causandole una contusione al braccio. A bloccare la furia dell'uomo il personale che ha messo in sicurezza i pazienti presenti in quel momento al triage. È stata questa l'occasione per testare l'importanza delle bodycam, le mini fotocamere indossate sulla divisa, azionabili in caso di necessità e in grado di registrare video e audio, da pochi giorni consegnate su volontà della direzione aziendale
a medici, infermieri e operatori sociosanitari del pronto soccorso. Le riprese da diverse angolazioni hanno offerto così una visione chiara e precisa di come si siano svolti i fatti. L'uomo, fermato dagli agenti della polizia, si trova adesso in stato di fermo. Da oggi nessuna aggressione potrà restare impunita, così il direttore generale del Policlinico Giorgio Giulio Santonocito. Continuiamo con la cronaca, ancora sangue sulle strade siciliane. Questa mattina ad Agrigento un uomo di 72 anni ha perso la vita sulla provinciale 118 subito dopo la galleria Spinasanta in uno scontro frontale tra due auto, feriti la moglie e l'altro conducente che sono stati trasportati in ospedale. Davide Sardo. Tragedia questa mattina sulle strade di Agrigento. Francesco Rizzo Zangali, 72 anni, ha perso la vita in un violentissimo incidente lungo la provinciale 118, subito dopo la galleria Spinasanta. L'uomo viaggiava a bordo della sua Fiat 600 insieme alla moglie quando, per cause ancora da accertare, la sua auto si è scontrata frontalmente con un Audi A3 che procedeva in senso opposto. L'impatto è stato devastante. Per Zangali non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Feriti la moglie e il conducente dell'altra auto, entrambi soccorsi dal personale del 118 e trasportati d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio. Le loro condizioni, seppur serie, non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenute 2 ambulanze, le volanti della polizia per i rilievi e le squadre dell'ANAS per ripristinare la sicurezza del tratto stradale e gestire la viabilità. Il traffico ha subito forti rallentamenti per diverse ore, mentre gli operatori lavoravano per rimuovere i veicoli coinvolti. La notizia della morte di Zangali, ex dipendente della provincia, ha profondamente colpito la comunità agrigentina. Era una persona conosciuta e stimata da tutti. E un altro incidente stradale è avvenuto sulla statale Palermo-Agrigento, dove un fuoristrada con a bordo una coppia di coniugi è caduto da un viadotto facendo un volo di 15 metri. I 2 sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e affidati ai sanitari del 118 che li hanno trasportati in ospedale. Sarebbero in gravi condizioni. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri. La strada è rimasta chiusa per consentire appunto gli interventi delle squadre di soccorso. Cambiamo argomento, un mare di gas sotto le coste di Gela, miliardi di metri cubi già estratti, ma i comuni che dovrebbero beneficiarne restano a mani vuote. Il caso Argo Cassiopea si trasforma in un braccio di ferro tra regione e governo. Sul tavolo ci sono 15 milioni di euro di royalties oggi bloccati. Gerry Italia. Il gas scorre ma i soldi restano fermi, è il paradosso del giacimento Argo Cassiopea al largo di Gela, dove Eni estrae miliardi di metri cubi di metano senza che i comuni al momento ottengano le royalties promesse. L'accordo siglato mesi fa era chiaro, circa 15 milioni da dividere percentualmente tra i comuni interessati all'estrazione. Il 43,5% a Gela e Licata, il 13% a Butera, intese che avevano convinto i sindaci a ritirare i ricorsi, ma tutto è saltato nell'ultimo incontro a Palermo. I dirigenti regionali parlano di verifiche perché bisogna capire se i giacimenti siano dentro o fuori le 12 miglia marine. Se fossero oltre il limite la partita passerebbe allo Stato, congelando i fondi per almeno 3 anni. Un tesoretto da 15 milioni dunque che resta fermo mentre i territori sopportano già disagi ambientali e sociali. E il primo cittadino di Gela, Terenziano Di Stefano, è pronto addirittura a revocare le autorizzazioni concesse a Eni. Se tutto questo nell'arco di 20 giorni non dovesse essere definito, come sindaco del comune di Gela e come ente che ha firmato le autorizzazioni sia per l'estrazione e sia anche per la realizzazione e l'avvio dell'impianto di lavorazione del gas, sospenderò il procedimento con la chiusura immediata dell'estrazione. Dietro i cavilli, secondo i sindaci, c'è la politica. Dopo i fondi FSC dirottati sul ponte dello Stretto, adesso la paura che anche le royalties del gas finiscano sottratte alla Sicilia. Argo Cassiopea a regime potrà produrre 1,5 miliardi di metri cubi di metano l'anno. Energia per il paese, costi per i territori. La battaglia sulle royalties è appena iniziata e promette di lasciare il segno. E adesso la politica siciliana, nuovo vertice di maggioranza lunedì a Palazzo dei Normanni. Sul tavolo la manovra Quater che vale oltre 100 milioni, ma anche gli equilibri nel centrodestra. Manlio Viola.
Stop improvviso alla manovra finanziaria quoter da un lato, accelerazione altrettanto improvvisa sui cambi in giunta regionale di governo dall'altro. Sono i due temi che caratterizzano la politica degli ultimi giorni d'estate. Lunedì non entra solo l'autunno, ma arriva anche un vertice di maggioranza nello stesso giorno in cui il presidente della regione tornerà a nominare Luca Sammartino assessore all'agricoltura. Un ritorno per lui nel posto tenuto in serbo dal professor Salvatore Barbagallo, che proprio venerdì ha presentato le sue dimissioni. Ma il grande tema è il disegno di legge stralcio di assestamento di bilancio. Doveva essere una manovra da 80 milioni, ma già in agosto si parlava della possibilità che salisse a 100. Adesso potrebbe arrivare a 105-110 milioni di euro ed è già partito l'assalto alla diligenza. La Commissione Bilancio non è stata ancora convocata per entrare nel vivo della discussione vera e propria dopo la scadenza del termine per gli emendamenti venerdì scorso. Sono 200 quelli presentati dall'opposizione, mentre il governo pensa a proporre di nuovo la norma per i contributi all'editoria e poi ai contributi alle aziende che permettono il sud working e le norme sui consorzi di bonifica. Il vertice di maggioranza di lunedì servirà a blindare questa manovra all'interno del centrodestra. Solo il governo potrà proporre nuove modifiche in corso d'opera e non ci saranno maxi emendamenti. Il rischio è che la finanziaria quoter arrivi in aula a ottobre per essere approvata solo a novembre, con tempi che andrebbero ad incidere sulla sessione di bilancio 2026, da chiudere invece entro dicembre. Mobilitazione istituzionale e imprenditoriale per salvare il calcio a Messina. Dopo la dichiarazione di fallimento dell'ACR, sponsor e tifosi hanno contribuito per garantire le prossime 4 partite in attesa dell'arrivo di un nuovo proprietario del club giallorosso, altrimenti sarà l'ennesimo fallimento. Francesco Triolo. 4 partite per scrivere il proprio futuro, ma non sul campo. l'ACR Messina gioca un'altra partita, quella della sopravvivenza, e lo fa con tutta la città a sostegno. E là il punto della situazione è stato fatto in conferenza stampa da Maria Di Renzo, curatrice della società nominata dal Tribunale, intervenuta a Palazzo Zanca al fianco del sindaco Federico Basile. La messa in liquidazione del club da parte del Tribunale ha dato il via all'esercizio provvisorio, ma senza fondi non si andrà avanti. Nel tentativo di trovare una soluzione è stato approntato un piano d'emergenza per guadagnare tempo. Un paio di sponsor e una cooperativa di tifosi hanno raccolto la somma necessaria per proseguire il torneo di Serie D sino al 5 ottobre. Quel giorno si farà il punto: se si sarà trovato un acquirente si andrà avanti, altrimenti si abbasserà la saracinesca sull'attività sportiva. È ovvio che qualora le trattative non dovessero concretizzarsi entro un breve termine, verrà anche pubblicato un avviso finalizzato a raccogliere eventuali manifestazioni di interesse, cioè anche pubblico, perché magari non è detto che a tutti sia giunta la notizia di questa possibilità, quindi comunque un avviso pubblico, cioè non demorderemo qualora le trattative con questi investitori non dovessero andare bene. Il nodo principale è quello del debito sportivo, che si aggirerebbe sulle 800.000 euro e che dovrà essere onorato da chi subentrerà. Sono fiduciosa e perché chiaramente chi mi contatta ha la necessità di sapere qual è l'importo del debito sportivo. È evidente che su questo importo si giocano molte cose. I tempi sono strettissimi, intanto però la squadra scenderà in campo e lo farà già da domani contro il Gela allo stadio Franco Scoglio. E adesso parliamo della crisi idrica. Agricoltori di Ribera allo stremo per la mancanza d'acqua, dispersione nelle campagne e appelli alla Regione. Cresce anche la preoccupazione per l'ordine pubblico. Davide Sardo. Disperazione e rabbia tra gli agricoltori di Ribera allo stremo per la mancanza d'acqua che sta mettendo in ginocchio gli agrumeti. Noi stiamo chiedendo quest'acqua che ci spetta. Non abbiamo più nulla da dire, c'è solo che tutti si faccia un esame di coscienza, un minimo di responsabilità, un buon senso da parte di tutti, e tutti assieme cerchiamo di collaborare ed evitare i problemi che possono nascere, perché possono sorgere gravi problemi. Quando comincia a mancare il pane alla gente, cominciano ad esserci grossi problemi. Il grido d'aiuto arriva forte dopo l'assemblea promossa dall'Associazione Liberi Agricoltori, che ha visto la partecipazione di sindaci e parlamentari regionali. La richiesta è chiara: garantire almeno 200 metri cubi d'acqua per ettaro per salvare le coltivazioni e scongiurare il rischio della perdita dell'intero raccolto. È uno sforzo che bisogna fare tutti, fare in modo che 1,5 milioni di metri cubi d'acqua, così come già indicato nell'ultima cabina di regia, venga assegnata dalla diga Castello al comprensorio riberese per salvare almeno gli impianti. Come si può vedere alle mie spalle, gli agrumeti sono in forte sofferenza. Quest'anno può essere l'anno
che dà il colpo di grazia. Il primo cittadino rilancia l'appello alla Regione chiedendo interventi immediati, non solo per tutelare il comparto agricolo, ma anche per evitare possibili tensioni sociali e problemi di ordine pubblico. Tutti ora attendono l'esito della cabina di regia che si riunirà lunedì pomeriggio a Palermo. E a Caltanissetta invece parte la crociata del vescovo Mario Russotto per risolvere proprio il problema della crisi idrica. Il servizio di Rita Cinardi. Richiamare ad un impegno concreto tecnici e professionisti, mettere in campo idee e proposte per trovare una soluzione definitiva al problema della crisi idrica. Alla fine a Caltanissetta, una delle province più assetate d'Italia, ci ha dovuto pensare il vescovo Mario Russotto, che ha chiamato a raccolta in una tavola rotonda sindaci, istituzioni e quanti possano contribuire a far sì che cittadini e aziende non debbano più trovarsi privi del bene più prezioso. Tavola rotonda che si è conclusa con la sottoscrizione di un atto in cui ognuno si impegna a portare avanti le istanze del territorio, perché senza acqua, si legge nel documento, vengono messi a repentaglio lo sviluppo economico e la vita delle persone. Da qui l'appello del vescovo a lanciare proposte, cosa che ieri hanno fatto ingegneri, geologi ed esperti del settore, visto che oltre ai guasti e alla presenza di reti idriche obsolete rimane il problema della siccità con tutte le sue conseguenze. Il vescovo ha fatto anche esempi concreti: una mucca in estate ha bisogno di bere 200 litri di acqua al giorno e con soli 50 litri muore. Ecco perché diverse aziende agricole hanno dovuto vendere capi di bestiame, ma così il territorio non cresce e per questo serve l'aiuto di tutti. Intanto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, commentando i dati dei ristori che prevedono 108 milioni di euro alle imprese colpite dalla siccità, il 54% dei quali andrà alla Sicilia, ha espresso piena solidarietà ai territori e alle aziende che hanno subito notevoli danni alla produzione. E adesso cambiamo argomento, andiamo a Catania, vi mostriamo le condizioni del Parco degli Ulivi nel quartiere Sannullo, un polmone verde in sofferenza da anni. Tonino De Mana. È un altro polmone verde in sofferenza tra degrado e abbandono. Da un lato c'è anche un lucchetto che impedisce l'ingresso, sorvegliato si fa per dire, da una telecamera puntata talmente verso il basso da inquadrare il cespuglio e non l'ingresso. E poi vegetazione incolta, rifiuti, panchine diverte, pali dell'illuminazione distrutti. Benvenuti al Parco degli Ulivi, incastonato nel quartiere di Sannullo, periferia della periferia di Catania. La frescura degli alberi è forse l'unico sollievo, il resto è una cartolina poco edificante, irrispettosa per gli amanti dello sport, con quel che resta di un campo di calcio e con sentieri quasi intransitabili. Io in prima persona ho dovuto decespugliare alcune parti perché anche il passaggio a piedi era difficile se non impossibile. Non le manda a dire il consigliere del quarto municipio Giuseppe Ragusa. Gli ultimi fondi stanziati e utilizzati per questo parco risalgono al lontano 2005 ed è inaccettabile che un parco verde così importante per il quartiere di Sannullo venga dimenticato dall'amministrazione centrale. Noi chiediamo appunto che il sindaco non inauguri solo gli spazi verdi nuovi, ma abbia l'opportunità e la possibilità di manutentare quelli già esistenti. Fuori anche peggio, con l'omonima strada Via degli Ulivi sempre più pericolosa. Marciapiedi inesistenti. Quindi chiunque volesse andare al parco qua vicino a piedi non lo può fare. Per l'occasione è stata avviata una raccolta firme in nome e per conto di una sicurezza stradale che da queste parti non è mai esistita. La bellezza dell'arte, l'incontro tra diverse generazioni e il divertimento per riscoprire il quartiere Pizzo a Modica, una zona della città che da troppo tempo chiede di essere valorizzata e riscoperta. L'evento Mani in Arte diventa quindi il seme per questo cambiamento. Veronica Barbarino. Affinché i bambini di tutto il mondo nel cielo vedano volare le farfalle. Da Modica si alza un grido di speranza e bellezza, un desiderio di rinascita che prende forma tra le vie del quartiere Pizzo, trasformato per 2 giorni in un luogo d'arte a cielo aperto da Mani in Arte. Non un semplice evento, ma un seme per il cambiamento, per riqualificare una zona che da troppo tempo chiede di essere valorizzata e riscoperta. Laboratori artistici e sensoriali, mostre fotografiche, street art, giochi, musica e degustazioni. Le vie del rione modicano si sono riempite di colori e vita. Protagonisti i bambini, a loro i tanti laboratori per imparare a creare, socializzare, lasciarsi guidare dall'immaginazione per non smettere di sognare. Ma l'arte non parla solo ai più piccoli, anche gli anziani sono stati chiamati a essere parte viva del quartiere. Loro, i protagonisti dei tavoli sociali dedicati al ricamo, alla tessitura e alla lavorazione artigianale, per creare un ponte tra generazioni.
celebrazioni. Una festa quindi per rinascere attraverso la bellezza, per far riscoprire la città, per ritrovarsi con occhi nuovi, più lenti ed inclusivi. Dall'arte alla buona tavola a San Vito Lo Capo ritorna il Couscous Festival. Vediamo. Ha preso il via a San Vito Lo Capo la 28ª edizione del Couscous, un evento che fa incontrare mondi diversi, mette insieme buon cibo, divertimento e grandi emozioni. Un crocevia di culture, un'occasione in cui ci si ritrova per celebrare l'integrazione culturale e la diversità attraverso un piatto simbolo, il couscous. 8 i chef provenienti da altrettante nazioni che si sfideranno in cucina per la gara internazionale di couscous che rappresenta l'anima del festival. L'Italia è rappresentata da Angela Abrignani, chef di San Vito Lo Capo. Per la prima volta a gareggiare anche uno chef delle Filippine, poi Spagna, Perù, Marocco, Tunisia. In gara anche la squadra speciale di Medici Senza Frontiere e il Portogallo. L'evento si concluderà il 28 settembre, 10 giorni all'insegna della convivialità tra sfide di cucina, degustazioni, concerti, spettacoli dal vivo e incontri culturali in una celebrazione autentica del couscous come simbolo di pace, dialogo e condivisione tra i popoli. E adesso facciamo una breve pausa, tra poco torniamo con la nostra pagina dedicata al calcio. Ancora bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, notte da prima in classifica per il Palermo che ieri sera ha battuto il Bari 2-0 al Barbera e rinsalda quindi la prima posizione di Leduaron e Gomez, i gol. Sentiamo Marco Gulla. Notti magiche al Barbera, il Palermo vince 2-0 contro il Bari, mette in cascina altri 3 punti e lancia un segnale chiaro al campionato. Rosanero primi dopo 3 vittorie e un pareggio, un ruolino da squadra che vuole arrivare fino in fondo. In un Barbera stracolmo la formazione siciliana ha nettamente meritato la vittoria, arrivata solo nella parte finale del match con i gol di Leduaron e Gomez, tra l'altro subentrati e cambi azzeccati da parte di Inzaghi. L'atmosfera al Barbera è da grandi occasioni, oltre 32.000 spettatori, il Palermo azzanna subito il Bari e inizia a collezionare palle gol. Subito Brunori di testa alla palla del vantaggio, ma Cero Folini intercetta. Poi tocca a Palumbo, conclusione a spiovere che però non inquadra la porta. Il Bari risponde con Moncini che colpisce di testa, ma la palla va fuori. Poi c'è Caroni dalla distanza, ancora Cero Folini. L'occasione più ghiotta al 32esimo con Palumbo, palla che viene miracolosamente salvata ancora dall'ottimo Cero Folini. Ripresa, i ritmi si abbassano, il Bari non riesce a creare gioco, il Palermo ha in mano il timone ma non riesce a graffiare. Brunori segna, ma è in fuorigioco. Arrivano i cambi che fanno svoltare il Palermo, dentro Leduaron, Gomez e Diachité. Il match cambia e si colora. Di Rosanero, 76esimo, arriva il vantaggio. Guizzo di Leduaron che prende palla in aria dopo un rimpallo e mette un diagonale impossibile per Cero Folini. Esplode il Barbera. La banda di Inzaghi continua a tessere la ragnatela per gli avversari, mai in partita in questo secondo tempo. I minuti scorrono e al 92esimo assist di Poyampalo per Gomez che piazza all'angolino. 2-0 e match chiuso, altra vittoria per un Palermo sempre più convincente. Sono molto contento, questa è la strada giusta, mi auguro che i giocatori si convincano sempre di più che la normalità deve essere fare queste partite e l'eccezione non farla, per cui siamo il Palermo, abbiamo un pubblico straordinario, siamo una squadra forte, per cui dobbiamo continuare così. In Serie C domani pomeriggio partita in trasferta per il Trapani contro l'Altamura. La squadra di Aronica insegue la 4ª vittoria consecutiva. Sergio Colosi. Quarta vittoria e sorpasso sono gli obiettivi del Trapani per Altamura. Dopo i successi contro Latina, Sorrento e Casertana, i Granata mettono nel mirino altri 3 punti in Puglia per chiudere il poker e scavalcare in classifica l'Altamura. Ad attendere il Trapani c'è l'ex Marco Crimi, è una squadra in ripresa dopo le 2 sconfitte iniziali. L'Altamura l'anno scorso ha costruito la salvezza tra le mura amiche, quindi sicuramente darà battaglia, cercherà di fare risultato importante, viene da delle prestazioni ottime, specialmente l'ultima di domenica a Bergamo contro l'Atalanta, e quindi ci aspettiamo una gara difficile con parecchie insidie, ma siamo pronti perché appunto le vittorie e l'entusiasmo aiutano a lavorare in serenità, a cercare di migliorarci, e quindi sicuramente è la giusta medicina per farsi trovare pronti, ecco, a questo impegno.
Convocato Negro ma ha lavorato a parte, andrà in panchina. Diventato papà, Salines torna in difesa dove è confermato Stramaccioni. Disponibile Giron ma a sinistra c'è Benedetti. A centrocampo Di Noia uomo guida. In attacco gli intoccabili Canotto, Fischnaller e Grandolfo. Ancora una pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Prima di chiudere, a Lampedusa è stato soccorso un gommone dove c'erano diversi migranti, un minorenne e 3 donne, 2 delle quali in avanzato stato di gravidanza. I migranti hanno raccontato che c'è un disperso. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.